ce lo vogliono dare, gliela faremo vedere noi la prossima volta. Ecco, non è uscita bene da quella guerra l'Italia. Se ci pensate, i paesi che hanno vinto quella guerra, l'Inghilterra, la Francia, sono usciti anche loro disastrati, con un'economia molto mal ridotta, disoccupazione spaventosa, scioperi, ma lì non ci sono stati sommovimenti sociali, la democrazia ha tenuto. La democrazia è andata al diavolo nel dopoguerra nei paesi sconfitti, tra rivoluzioni e controrivoluzioni, in Germania, in Austria, in Ungheria. L'Italia, se uno guarda quello che c'è successo nel dopoguerra, assomiglia più ai paesi sconfitti che non ai paesi che la guerra l'avevano vinta davvero, e anche questa è una cosa su cui, come dire, vale la pena di riflettere. Grazie.